È l'Italia ad aggiudicarsi il 27° Città del Palio con il punteggio di 12-8. Il Palestra di Siena ha ospitato il meeting internazionale Italia contro Ungheria, un appuntamento che ormai è diventato un must nel panorama judoistico. Ogni nazione ha schierato 10 nazionali under 21, 5 uomini e 5 donne, che si sono dati battaglia in una gara spettacolare che prevedeva andata e ritorno. Dopo i primi 10 incontri l'Ungheria era avanti per 6-4, ma nel girone di ritorno gli italiani hanno cambiato marcia e chiuso il match sul 12-8, portando a casa il trofeo. Molto soddisfatto il maestro Bruno Nibbi, organizzatore dell'evento, che ha svelato il segreto della continuità nel tempo della manifestazione. Ci siamo proiettati su una gara a squadre che dura 2 ore, che con l'aiuto dell'amministrazione comunale di Siena ci ha permesso di continuare questa diciamo, progressione con una cosa più leggera e indubbiamente anche forse più coinvolgente, perché una gara a squadre è molto più coinvolgente di una gara individuale. E l'anno prossimo appuntamento per il 28° Città del Palio. Speriamo, speriamo, io ci spero, poi vediamo, si potrebbe fare anche qualche altra modifica e rendere ancora più bella. L'Italia vince e convince anche il maestro Luigi Guido, coach della nazionale, che commenta così la gara. Sì, allora è stata una vittoria, i ragazzi sono comportati molto bene, in realtà sulla prima parte siamo andati sotto 6-4 e il giro di ritorno abbiamo vinto 8-2, hanno fatto molto bene, tra l'altro qualcuno che aveva perso è riuscito anche a vincere, chi ha vinto si è riconfermato. È stata sicuramente una buona esperienza per i ragazzi e mi sono piaciuti molto. Ecco, tra il girone di andata, diciamo così, e il ritorno, che cosa vi siete nello spogliatoio per ribaltare alcuni incontri e riuscire alla fine a portare a casa la vittoria rimontando l'Ungheria? Ma prima di tutto i ragazzi erano molto motivati, volevano arrivare a vincere, questa è una cosa veramente importante in uno sport di combattimento come il judo. E poi così abbiamo parlato di alcuni accorgimenti tattici, di qualche errore che è stato fatto, da non ripetere, sono stati bravi e non hanno ripetuto gli errori precedenti e hanno vinto. Le risposte che ha avuto sul tatami alla fine quindi l'hanno soddisfatta? Sì, mi hanno soddisfatto completamente oggi, davvero. E un'ultimissima battuta sul fatto che dopo 28 anni il Città del Palio è sempre una costante nel panorama al fine del judo italiano e lei ne fa parte da diverso tempo, soddisfazione personale anche? Sì, soddisfazione personale, in realtà devo fare i complimenti al maestro Bruno Nibbi e a tutto il suo entourage, perché è un'organizzazione perfetta, direi, sotto ogni minimo particolare punto di vista, anche perché è un'organizzazione rodata, come dicevi tu, da 28 anni e questo non è banale, per cui complimenti veramente all'organizzazione del Costiera, del maestro Nibbi e arrivederci al prossimo anno.